Un violento frontale in piena notte lungo una delle direttrici di accesso alla città più trafficate, Viale Vittorio Veneto, all'altezza dell'incrocio con Via Ellero, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Pesante il bilancio, con 3 feriti trasportati al Cafoncello. L'incidente è poco dopo le 3:30 del mattino. 2 le auto coinvolte, rimaste, come testimoniano le immagini, pesantemente danneggiate nell'impatto. Una si è anche semi-ribaltata in strada. Feriti in maniera seria un 29enne di Carbonera, una 37enne di Treviso e un'altra giovane di 25 anni di Ramon di Loria. Nessuno di loro è fortunatamente in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Treviso, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze del SUEM 118. Vista l'ora, l'incidente non ha causato conseguenze sulla circolazione. Oltre al soccorso ai feriti e alla rimozione di 2 mezzi danneggiati, è stato necessario ripulire la carreggiata stradale dai frammenti di carrozzeria.